Quarta corsa, premio Dottrel, ore 15:10, puntualissimo. Sono in 10 al via, dopo i ritiri dei numeri 2 e 4. Andiamo a leggere lo schieramento. 1 Bob Logan, Tommaso Gambino. 3 Bandinelli Rec, Lorenzo Baldi. 5 Buongiorno Dipa, Edoardo Baldi. 6 Baglioni Bon con Andrea Esposito al posto di Edi Moni. Seconda fila 7 Bohemian Rhapsody, Luca Talpo. 8 British Matley, Emanuele Migliori. 9 Bulligan GMG, Maurizio Cheli. 10 Brigitte Trio, Marco Stefani. 11 Brenda Bonest, Francesco Trolese. 12 Bumsi, Antonio Greppi. 4 davanti e 6 in seconda fila. Vediamo subito l'errore da parte del favorito Baglioni Bon. Quindi è Bob Logan che prende il comando con Tommaso Gambino su Bandinelli Rec, che cerca di accodarsi secondo. Al largo vediamo Buongiorno Dipa, poi il 7 di Bohemian Rhapsody. Intanto numero non 6, si rimette Baglioni Bon, viene squalificato. Quindi siamo ormai al paletto dei 200 con Lorenzo Baldi che dà un attacco a Bob Logan che lo respinge. Vediamo le intenzioni del driver bolognese, insiste al largo, ma Tommaso Gambino risponde, quindi ne segue un duello molto rovente. Arrivano al paletto dei 400 in 29,9, 14,5 le rette di là. Alla fine passa Bandinelli Rec in vantaggio su Bob Logan. Poi vediamo il 5 di Buongiorno Dipa precedere Bohemian Rhapsody, poi British Matley. Ora si sono un po' sgranati, visto il parziale di là. 15,5 la curva, viene fuori 45,4 per i primi 600 metri. In vantaggio Lorenzo Baldi con questo figlio di non solo bar che precede Bob Logan. Tutti in fila indiana. Di fuori vediamo Brigitte Trio che prova ad avanzare trascinandosi Bumsi e poi anche Bulligan GMG. Il giro in 1-1-2, Bandinelli Rec fa sul serio, scava un gap di una decina di metri su Bob Logan, percorre la curva in 15,5, arriva al chilometro in 1,16,7. Quindi retta di là con ora Buongiorno Dipa che esce dalla terza posizione alla corda e va all'esterno di Bob Logan che cerca di ricongiungersi, perché ormai è calato il vantaggio di Bandinelli Rec che comunque fa 15,4 per la retta di là. Ora c'è un terzetto al comando con Bandinelli che cerca di riprendersi sul numero 1 di Bob Logan che si è ripreso, poi Buongiorno Dipa che è un po' affievolito lo spunto. Fra gli altri avanza Brigitte Trio, ultima curva passata in 15,5, retta d'arrivo in vantaggio Bandinelli Rec su Bob numero Logan che 11, si butta di dentro, Brenda poi al largo ancora Buongiorno Dipa, ultimi 50 metri, lotta serrata e sul palo sono tutti e tre vicini, forse Bob Logan di dentro, da rivedere perché il duello è stato veramente, anzi il duello a tre è stato veramente combattuto con Bob Logan che dopo aver perso terreno sulla retta di là si è riorganizzato, ha ripreso fiducia e rivediamo Tommaso Gambino lancia di dentro, Bandinelli Rec che cerca di difendersi, al largo anche Buongiorno Dipa che si è ripreso, rivediamo sul palo se Bob Logan, come mi è sembrato, sì, Bob Logan probabilmente è riuscito a portarsela a casa. Rivediamo sul numero 5 di Buongiorno Dipa, mentre Bandinelli Rec può essere solo terzo, quindi ordine d'arrivo ufficioso, la vittoria di Bob Logan, Tommaso Gambino, Adrian Gioni e la scuderia Rafa Pat.